tutti conosceranno sicuramente il personaggio del momento. Ne hanno parlato tutte le riviste. Questa è Conchita Wurst. Sì. Noi invece siamo in grado di collegarci con la cugina di origini italiane. Lei è Concetta Wurstel. Buonasera a tutti, buonasera, sono Concetta Wurstel e sono contenta, diciamo, che la mia cugina prediletta era una piccolina quando ci insegnavo a cantare io. Ah, guarda, c'avevo un'ugola, guardala qua che bella che... Ecco, e niente che ci ho insegnato a cantare anche io, modestamente a parte, diciamo, e ho partecipato a questi Neurocontest, è una cosa un po' più piccolina, diciamo, una cosa un po' più rurale, dove si mangia il risotto, dove si mangia i ciccioli, però è sempre comunque da prestigio. Ci sono dei giudici seri, ovviamente ho vinto anch'io. D'altra parte, quando parte lo stesso DNA... Bella cugina, quando veniva giù al mare da me avesse visto, c'aveva quei costumini già da allora, insomma, si vedeva che c'aveva proprio il DNA dentro per fare, diciamo, la musica, lo spettacolo. Sì, come però, con tutto il suo concetto. La somiglianza è davvero straordinaria, però io non riesco a capire la sua voce, io vorrei sentire anche cantare la cugina. Insomma, c'è stato un po' di curiosità. Diciamo che nonostante le apparenze possano, diciamo, ingannare, io ho una voce ancora, se vogliamo, più sottile, diciamo, una voce bianca come lei. Allora, quando canto uso il metodo Chopin, che è proprio una tecnica applicativa per cambiare la voce, e il metodo Chopin, eccolo qua. E questo metodo Chopin va collegato, diciamo, in una parte del corpo che ora non ti sto a dire, però, diciamo, cambia effettivamente la voce, ecco. Vi porto una canzone, diciamo, una cover, che è il mio cavallo delle braghe, diciamo, proprio la porto sempre in giro in tutte le feste. Ecco, per questa ci vuole 2 metodi Chopin, perché questa qua è molto acuta, diciamo. Io intanto applico il metodo Chopin, se la regia... Eccolo qua. Ah, ecco. Bravissima Concetta, bravissima. Ma brava! Grazie. Effettivamente, quando canto queste canzoni, diciamo, a me viene un po' la pelle d'oca, effettivamente. Cioè, sono io, me medesima, che mi emoziono, figuratevi voi, guarda. Ne hai un'altra pronta? E certamente, mica vengo qua a pettanare le bambole. E allora, io ti farei ascoltare un altro, diciamo, una hit song, un altro successo dei mitici bad jazz, e mi metto sempre, diciamo, la mia tecnica applicata, il Chopin. Ecco, un momento. Complimenti Concetta. Progetti futuri, prossimo futuro? Cercherò di sfondare in questo campo. Sono per la pace, viva la pace nel mondo e siamo tutti felici, viva la gente simpatica più che mai. Beppe Bifido, grazie Beppe. Grazie Beppe.